Giovedì 14 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda la situazione del trasporto pubblico in provincia di Belluno. Meno navette scolastiche e oggi saltano altri 39 bus. Malumori per le corse sacrificate, attesa vana in strada, abbiamo perso la giornata di lavoro, arco di impegno di 12-15 ore e paghe basse, fare l'autista non conviene. Gli approfondimenti di Forzina e Ferigo a pagina 15. E la foto di copertina ci porta alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, notizie che fanno riflettere. I lavori per il Curling Center restano una chimera. Ghedina, il sindaco di Cortina, rischio intoppo con i cantieri olimpici. Il Curling Center, che dovrebbe essere costruito dal comune per le squadre ampezzane, potrebbe slittare ancora, probabilmente a dopo i giochi del 2026, e quanto teme il consigliere del sistema Cortina ed ex sindaco Gianpietro Ghedina. Ieri ha protocollato una interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto di Curling Center nei pressi dello stadio del Ghiaccio. Il timore è quello di una sovrapposizione con i cantieri previsti sulla stessa area per le Olimpiadi. Ghedina, già sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo. L'approfondimento di Menardi a pagina 27. Feltre, pannelli solari e geotermia, Vellai, palestra a basso impatto, Covid. Si parla di sanità in provincia di Belluno, 100 casi a settimana da ottobre, nuovi vaccini, 12 ricoveri di contagiati nel bellunese, ma solo 4 per il Covid. L'approfondimento di Milano a pagina 20. Ancora dal capoluogo, impiccati o prostituisciti, genitori a processo. I due sono accusati di 8 anni di maltrattamenti, ora un programma con gli psicologi. L'approfondimento di Sosso a pagina 19. Per quanto riguarda la cultura, il dramma Vajont visto con gli occhi di un saldatore, il romanzo di Antonio Bortoluzzi. La diga del Vajont, Antonio Bortoluzzi la vede ogni giorno andando in fabbrica a Longarone, eppure a lungo è stata una presenza assenza, un ricordo tenuto a distanza. Poi all'improvviso quella diga è diventata una presenza ineludibile. Così è nato il Saldatore del Vajont, l'approfondimento di Meneti Ippolito a pagina 29. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. In primo piano la stessa notizia trovata sull'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero l'emergenza per quanto riguarda il trasporto pubblico in provincia di Belluno, bus senza autisti impiegati al volante. L'inizio della scuola manda in crisi la Dolomiti Bus per il solito problema della mancanza di personale, coinvolti anche i meccanici. Il sindacato dei lavoratori lancia un appello al prefetto. Lunedì l'incontro, tutta colpa di paghe basse e orari lunghi. La scuola è ripartita ieri con l'affanno della Dolomiti Bus che, a corto di autisti, ne mancano 60 su 180, è stata costretta a mobilitare personale amministrativo e di officina per garantire tutte le corse agli studenti. Salari troppo bassi, orari troppo lunghi, denunciano i sindacati, hanno portato a una situazione drammatica, tanto da aver chiesto un incontro al prefetto per evitare un collasso del sistema trasporti. Si chiama tavolo di raffreddamento, spiega la segreteria Filt CGL, al quale abbiamo chiesto che siedano anche provincia e comune di Belluno. Gli approfondimenti di Prior, Scartone e Santin da pagina 2 a pagina 4. Crescono i casi ma il Covid non fa più paura, l'azienda ospedaliera ha reso noti i dati senza temere nuove ondate e ricoveri. Le foto di copertina invece del Gazzettino di Belluno riguarda il mondo scolastico quando le lezioni si organizzano in luoghi alternativi. A lezione nei container speravamo fosse finita, sede inusuale, rientro in classe senza la sperata normalità. Dopo il lockdown e la didattica a distanza, gli studenti si ritrovano a fare i conti con diversi istituti chiusi per lavori e traslochi forzati ad altre sedi e container. Speravamo nella normalità, dice un giovane, invece è ancora caos. L'approfondimento di Prior a pagina 3. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: il progetto Club di Serie A coalizzati per i bimbi delle primarie. 3 società impegnate in campionati di Serie A, Canottieri Belluno, Pallamano Belluno e Belluno Volley, si sono coalizzate per invogliare i giovani a fare sport. Feltre, energie alternative, un'idea che piace.
Dal capoluogo il sindaco dei Pellegrin, Boito, noi puntiamo a un cambio di rotta. Una battuta di qua, una di là, come un'onda che diventa maremoto tra ieri pomeriggio e stamattina. Massimo Ferigutti, presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, è in odore di dimissioni, o si è addirittura già dimesso, niente di che, invece nessuna maretta e calma piatta con l'amministrazione comunale. Lo stesso interessato se ne fa una risata, smentisco queste voci di corridoio, non mi sono dimesso, e il sindaco Oscar De Pellegrini rincara lo stupore senza nascondere un velo di stizza. Ci siamo incontrati martedì come settimanale consuetudine, le critiche di Boito, noi puntiamo a un cambio di rotta. L'approfondimento di De Donà a pagina 6. E anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio sulla prima pagina alla situazione dello Stadio Olimpico del Ghiaccio. Non solo bob, stavolta l'opposizione mette nel mirino i ritardi per il curling. Gli approfondimenti di Dibona li troveremo a pagina 13. E sempre dalla prima pagina, ancora sport, atleta dell'anno della Fisi, Lisa Vitozzi, candidata forte alla vittoria. Festival torna Io Gioco, iniziativa del TIB per crescere in modo totale. Longarone, Telios Nation Academy per formare e assumere laureati o senza qualifica, se non un minimo di esperienza nell'occhialeria. Telios organizza la formazione con possibile assunzione. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, poi proseguiremo con le notizie che troveremo nell'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riguarda il Covid, casi in aumento ma non c'è emergenza, incidenza più alta in regione, 50 positivi su 100.000 nel periodo buio, gli effetti dal virus erano 4.500, i contagiati ora sono 134, il dato è sottostimato, i ricoverati 12, 6 a Belluno, 5 a Feltre e 1 a Pieve. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, ecco l'andamento epidemico Covid dal 2 marzo 2020 al 10 settembre 2023, il picco è stato registrato nel gennaio 2022, poi via via è sempre sceso, soprattutto dal mese di settembre 2022 fino, in questo caso, all'agosto 2023. Nuovi casi Covid positivi dal 1 luglio 2023 al 12 settembre 2023, il picco è stato registrato l'11 settembre con 54 casi. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi sia del Gazzettino di Belluno sia del Corriere delle Alpi. In classe con un altro anno di caos, dopo lockdown e didattica a distanza, gli studenti si ritrovano a fare i conti con traslochi e divisioni dovuti ai lavori sugli edifici. Speravamo di essere tornati alla normalità, invece eccoci ancora divisi, impossibilitati a socializzare con altre classi. L'articolo a firma di Giulia Prior. I lavori avviati su più edifici hanno costretto a smistare gli studenti in sedi diverse. Il piano di ristrutturazioni, lavori al Tiziano e al Segato, classi smistate in più sedi e in container. Le istituzioni, interventi sulle scuole per 40 milioni e disagi ridotti, il presidente della provincia Roberto Padrin al Catullo dicendo ai giovani siete il futuro. E sempre per quanto riguarda il mondo scolastico, la prima campanella, pagina 4, palestra a zero consumi per gli studenti di agraria. Siamo quindi a Feltre Avellai, ieri ritorno a scuola speciale al Della Lucia di Feltre che conta 549 iscritti. Geotermia e fotovoltaico garantiscono una piena autonomia energetica. Oltre 2 anni di lavori per ristrutturare completamente lo stabile seguendo le nuove direttive. Villabruna, ritorno sui banchi nella scuola rinnovata e più sicura, notizia quindi che interessa un altro edificio scolastico presente nella frazione di Villabruna, siamo sempre nel comune di Feltre. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, pochi autisti impiegati al volante, Dolomiti Bus per garantire tutte le corse ha svuotato uffici e officine, siamo in emergenza, alcune corse salteranno. L'ira dei sindacati, le cause sono paghe basse e orari lunghi. Lunedì incontro con il prefetto, qui rischia di saltare il servizio. Condizioni di lavoro, Scopella aggiunge, da ricordare che l'organizzazione del nostro lavoro è particolare, siamo impegnati anche per 12 ore, 6 giorni alla settimana, ma poi il servizio effettivo è solo di 6 e fatta eccezione per le 2 settimane estive non abbiamo nemmeno la possibilità o facciamo fatica a prendere ferie se abbiamo una visita in ospedale o per esempio la recita a scuola di un figlio. Sono tutti punti di frizione con l'azienda che il sindacato non riesce a risolvere. Sul tavolo fra l'altro il contratto integrativo fermo dal 2008 e ben 700.000 euro usati per Investi Scuola, ma che erano
stati dichiarati non utilizzabili per gli stipendi. Naturale a questo punto la richiesta di un incontro con il prefetto perché faccia da mediatore. L'azienda richiama al volante meccanici dipendenti amministrativi. Faisal e Cisal: ci siamo trovati in queste condizioni solo quando venne introdotto il Green Pass. 3 società di Serie A unite per formare nuovi sportivi, altra notizia che vi aspetta a pagina 5. E adesso la polemica nel mondo della cultura del capoluogo. Tempesta in un bicchiere d'acqua. Dopo alcuni scambi sui social si smorza l'attrito tra presidente di Fondazione Teatri e Comune. Smentite le dimissioni di Ferigutti, il sindaco: ci sarà tempo per giudicare il nostro lavoro. L'appello: gestione delle malghe pubbliche, aziende storiche tagliate fuori, la CIA, la precedenza ai giovani esclude i vecchi conduttori. E continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese. Siamo a Feltre, comunità energie alternative, molte le adesioni al progetto. Alla chiusura del bando assicura la presenza di associazioni di categoria. I prossimi giorni la commissione valuterà le diverse candidature giunte. Pedavena, Croce Daune e Pedavena, ecco i piloti per il podio. Da venerdì impegnati ben 191 concorrenti. Oggi la presentazione è ovviamente notizia che riguarda la storica gara su 4 ruote Pedavena Croce Daune. Siamo a Strenda il Grappa, addio a Giovanni Turrin. Si è spento ieri il volontario amministratore serenese Giovanni Turrin. Abitava a San Siro, già consigliere comunale con l'amministrazione Calza, ma anche sacrestano della chiesa che curava con amore e dedizione. L'Amon: cresce l'attesa per la festa del fagiolo, il comune apre il COC con i volontari. Domani partono i 3 giorni dedicati al prezioso baccello. Borgo Valbelluna, il marchio pelunese CAG nel mitico album Panini. L'azienda è sponsor e fornitore della scuderia di moto vicentina Speed Up. La ditta rilancia: il primo che completerà la raccolta vincerà il pass per una gara. L'edizione è dedicata ai protagonisti del campionato mondiale di moto. La consegna entro il 31 gennaio 2024. Longarone, Telios inaugura l'Academy, prima forma, poi assume. L'iniziativa aperta sia a giovani senza qualifica sia a chi ha un titolo. Il percorso, dopo un periodo di apprendimento, può concludersi con l'inserimento nell'organico. Sospirolo, concorso tra leggende e misteri, la 14ª edizione sul tema del fuoco. Fino al 21 ottobre si possono presentare i propri racconti. Sedico, mostra mercato dell'agricoltura, anteprima con il concerto di cori. Ormai tutto pronto a Villa Pat, il clou sarà domenica 24 settembre. E adesso siamo a Cortina, curling, progetto per l'Olimpico in ritardo. Ghedina attacca il sindaco. L'ex primo cittadino presenta un'interrogazione e teme una sovrapposizione di cantieri nel periodo dei giochi. Cristina Guarda di Europa Verde torna sul tema della pista da bob e critica chi si ostina a non valutare altre possibilità. Pieve di Cadore, Manuscia alla boa dei 100 giorni, la vera scommessa sono i giovani. Il Consiglio Comunale e la Sindaca ribadisce l'attenzione dell'amministrazione per lo sport e per la scuola. Borca Teimata, la musica indipendente approda all'ex Eni. Livinallongo del Col di Lana, sabato al Sella Ronda Bike, passi chiusi alle auto. E ancora, da Ospitale a Rivalgo sull'antica via Romana con gli asini. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.